Ciao amici di Stranamore Siciliano, siamo a Sferracavallo e questa sera vi voglio presentare Daniele. Daniele ha 30 anni e vuole mandare un videomessaggio d'amore a sua moglie. Ciao Daniele. Ciao. Allora Daniele, come si chiama tua moglie? Carmela, Carmela, da quanto tempo è che siete sposati? 5 anni e mezzo, 5 anni e mezzo, avete bambini? una bambina di 18 mesi. 18 mesi, infatti. Ascolta Daniele, tu non sei di qua? No, io sono di Varese. Tu sei di Varese? Sì. E come mai sei qua? Sono qua a fare le ferie dei miei suoceri e conoscere un po' Sferracavallo e un po' tutta anche la gente che li contiene. Ascolta, quindi tua moglie è di Sferracavallo? Mia moglie no, è di Palermo, però appunto si cerca di girare un po' per conoscere meglio la zona. Come mai vi siete conosciuti? Tu di Varese e lei di Palermo? Ma io faccio il macellaio a Varese e ci siamo conosciuti come clienti, come una normale cliente, il tipico proprio colpo di fulmine. Ah, il colpo di fulmine, hai visto? Fulmine. Ho capito, ascolta, quindi è 5 anni e mezzo che siete sposati, avete un bambino e dove siete andati in viaggio di nozze? Allora, praticamente siamo andati a Palermo, abbiamo girato un po' dintorni come stiamo facendo adesso e era quello che noi volevamo fare appunto per portare la nipotina dai suoceri. Ah, ecco, visto, quindi... Non abbiamo voluto girare parecchio. Ci siamo rimasti qua, stabilizzati qua. Quindi vi siete stabilizzati qua? Per adesso sì. Ah, per adesso sì, quindi siete in vacanza? Esatto, per adesso siamo in vacanza, un mesettino e vedremo poi. Tua moglie lavora? Mia moglie lavora anche lei, praticamente fa anche lei la commessa di abbigliamento e ci troviamo bene. Per adesso è un grande amore, speriamo che continui così. La speranza di un altro bambino? Certo, quella lì si coltiva e spero che maturi e che arrivi un altro bel bambino. Tua moglie l'ami tanto, eh? Mia moglie sì, molto. Guarda, io vorrei dire proprio in diretta televisiva che secondo me è una gran bella donna, a me piace, gli voglio un gran bene e spero che continui così per sempre, sia a fare la mamma che a fare la moglie. Ascolta, chi è di tutte e due il più geloso? Allora, io ero molto geloso prima, adesso la moglie è un pelino di più adesso di me, quindi ci equivaliamo a vicenda, sia uno che l'altro, ci equivaliamo. Va bene Daniele, allora lì c'è la telecamera, manda il tuo videomessaggio a tua moglie, un bel videomessaggio, vai. Tesoro, io ti amo tanto, spero che tu rimanga sempre come sei e in bocca al lupo, speriamo che Dio ce la mandi buona. Allora Daniele, tutta la Sicilia sa che tu ami tua moglie, ok? Va bene, ciao da Maria, ciao da Da Daniele. Ciao amici, a dopo. Ciao.